E allora ci siamo, serata di semifinali per quanto riguarda la Crazy League. Stanno per affrontarsi Excalibur e Race Café. Parte in questo momento la prima semifinale di questa serata del giovedì. Squadre che poi dovranno qualificarsi per la finalissima che avrà luogo, andrà in scena sempre qui sul campo 1 nella grande serata finale di sabato. Race Café in maglia bianca contro Excalibur in maglia blu. Il Race che ha eliminato agli ottavi il Petès con punteggio di 5-3 e 3-1 alla Trieste Costruzioni, mentre nei quarti chiaramente, mentre Excalibur ha liquidato 5-1 Panevino e San Daniele e 4-1 Case e Case, trascinata dalle grandi giocate di Elvio Di Donato in maglia numero 9 completo blu, Spavolacchio numero 1 per la difesa del Race in maglia bianca. Rimane invariata la formula, due tempi da 25 minuti, supplementari da 6 e shootout in caso di parità. Adesso subito Marussi, servito dal piattone precisissimo, va a sbloccare il risultato. Assist al bacio di Luca Danieli, subito grande intesa tra i due, 1 minuto di gioco, vantaggio Race, con il giocatore probabilmente più talentuoso, più dotato tecnicamente, quello in grado di spostare gli equilibri, Stefano Marussi, subito in gol. Tra l'altro piattone sinistro che non era neanche facilissimo, con l'imponente stazza di Marcello Messina. Provare a chiudere lo specchio, freddissimo per il numero 10, maglia bianca. Di Biagio col destro, Ravalico col mancino. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Ravalico, rasoterra, Messina la tiene lì. Bell'intervento del portiere di Excalibur, adesso torna anche la voce nelle casse, così ha preso spavento la gente che c'era qua. Ancora Royaz, torna dal proprio portiere. 5,5 sul cronometro, sempre 1-0 Race Café, gol del giocatore in possesso palla Marussi, che ora prova a puntare velocissimo, svernicia Boy, va col diagonale, Messina si salva di piede. Mette il turbo Marussi, se ha un po' di spazio va a puntare, praticamente imprendibile. E allora nuova opportunità per il Race Café in avanti, subito Danieli per Marussi. Ne mette 3 Bernobic, arriva anche Marussi a dar manforte alla barriera, si stacca Braini, resta solo Di Donato, prova il destro, solo potenza e niente precisione. Giocatore che timbra il cartellino del gol con una puntualità impressionante. 8,20 sul cronometro, sempre 1-0 per i bianco-blu. Prova Milic ad accelerare, Ravalico va in chiusura, poi Zolia prima di Marussi. Punta il numero 7 che passa in mezzo a due, supera anche Danieli. Adesso è tutto chiuso, allarga benissimo per Milic, grandissimo gol. Grande giocata di Zolia, piattone sul primo palo. Bernobic infilato alla sua destra, ma tutto sommato anche incolpevole. Potente e preciso, oltre che improvviso questo destro. 9 minuti, pareggio di Excalibur, Boris Milic. Molto merito però anche a Zolia, grande azione la sua. E allora tutto da rifare per il Race. Prova subito a ributtarsi in avanti. Conquista la rimessa Danieli, fermato da Braini. C'è Ravalico proprio per Danieli, linea di fondo, buona la frenata, tocco all'indietro, Marussi ha un po' di libertà, costretto ad accelerare la conclusione, controllo non perfetto. E allora parte sballato il suo sinistro. Buona chance anche questa comunque per il Race, che può fare un po' di rotazione in panchina. Sono in 3 a disposizione. Qui Braini può provarci comunque Ravalico, posizione un po' defilata, da lì si può comunque cercare la porta. Arriva Ravalico, attenzione, Messina si esalta, e questa era destinata nell'angolo alla sua destra, quasi all'incrocio dei pali. Intervento plastico, efficace, anche spettacolare per i nostri fotografi. Matteo Nedoc conferma a bordo campo in mezzo alle due panchine. Intanto Marussi, ottimo il numero su Zoli, ancora Marussi. Chiama palla intanto Di Donato, cerca di mimare la giocata ai suoi compagni. Adesso arriva il pallone al numero 9, servito da Milic, Magnani la tiene in campo. Arriva però Milic a rimorchio, ancora Di Donato con la punta del piede, anticipa tutti. Frega anche Bernobic, palla che esce di poco.
come un serpente a sonagli lì davanti, pronto a scattare alla velocità della luce. Adesso parte Milic, Di Donato, c'è un po' di spazio, arriva il tocco di mezza punta cercando il palo lungo, la consueta grandissima qualità. Non avrebbe potuto fare più o meno altro per cercare la porta, per cercare di superare Bernobic. E arriva quindi il vantaggio per Excalibur, minuto 18:30, Elvio Di Donato. Dopo il vantaggio lampo di Marussi, la risposta al nono di Milic, adesso Di Donato completa l'operazione sorpasso per Excalibur. Allora non può esimersi dal fischio l'arbitro di questa sfida. Milic vuole il doppio passo su Ravalico, cambia passo, la tiene in campo sulla linea di fondo, vuole la porta, respinta Di Donato, allarga con sapienza per Zolia, tiro cross. Diventa un flipper incredibile. Non c'è la deviazione decisiva però. Ancora possesso palla per Excalibur che prova a chiudere in attacco questo primo tempo dopo averlo iniziato malissimo e averlo recuperato. Braini cerca ancora la fortuna da grande distanza, ma al momento almeno non è serata. E si ricomincia subito con questo palo scheggiato da Excalibur, 3 secondi praticamente. Se questo è l'antipasto della ripresa, non mancheranno le emozioni, signori, nonostante il clima vagamente autunnale. Frenata su Mandorino e Magnani, alla fine il pallone però gli resta dietro. Scontro tra Mustacchi e Marussi, poi a terra anche Zolia. Decide di non decidere l'arbitro, allora si continua. Royaz sposta Mustacchi con la spalla, resiste, tocco all'indietro, Danieli, controllo, destro, pallone fuori. 1 minuto di gioco e risponde al palo scheggiato in apertura di ripresa da Excalibur, stavolta Race Café con Danieli, vicinissimo al 2-2. Subito avvio anche abbastanza spigoloso dal punto di vista agonistico. E ora il lancio lungo del portiere, lasciato libero di fare la sponda. Di Donato trova Ciarmatore, si smarca Di Donato all'indietro. Errore non alla Elvio Di Donato questo. Destro che finisce sul sinistro, non era proprio facilissima come girata. Solito movimento perfetto a smarcarsi, qui Mustacchi pesante su Marussi e arriva il giallo anche per Excalibur. Adesso Di Biagio scambia corto, ancora lui, cerca in verticale Danieli, recupera Di Donato col mancino! Che gol di Elvio Di Donato! Pensare che generalmente col destro si sente un po' più a suo agio, qui ha smentito tutti, ha tirato da casa sua quasi, sinistro incrociato, assolutamente spettacolare. Bernobic proteso in volo ma non può farci nulla. 3-1 Excalibur, quarto minuto, la doppietta personale per Elvio Di Donato, solito trascinatore. Però Marussi vuole subito riaprire i giochi, Danieli con la punta del piede, non riesce a dare precisione. Adesso Mandorino, costretto a portare palla nella sua tre quarti, scarica bene Marussi che resiste al ritorno di Ciarmatore, ancora Mandorino converge, non riesce a superare Zolia, poi duro il contrasto con Marussi, il fallo viene dato contro Zolia, piede a martello secondo l'arbitro. Ora Mandorino, Zolia però insiste e recupera con gran grinta, si lancia in contropiede, ne supera 2, Zolia, il destro! E super gol anche di Zolia. Si è rifatto del fischio subito pochi secondi prima, è partito come un caterpillar, non ha fermato nessuno. E poi destro molto preciso, non era assolutamente facile sull'uscita bassa di Bernobic. 4-1 Excalibur. Minuto 7 quasi del secondo tempo. E adesso occhio al retropassaggio con Danieli pronto a fiondarsi, prima di lui però Messina. Momento di discreta tensione, sarà andato un terzo praticamente del secondo tempo. È sempre 4-1 Excalibur, che come nei quarti di finale era partita male andando sotto nel punteggio, poi però si è scatenata. Adesso ancora Ciarmatore, tocco sotto e gol del 5-1
la grinta di Elvio Di Donato, l'esultanza collettiva ma anche abbastanza contenuta tutto sommato. Adesso inizia a essere uno scarto importante. Molto bravo, molto lucido Giulio Ciarmatore, vedendo l'uscita di Bernobic a beffarlo con un tocchetto sotto, molto elegante e preciso. E allora ritorna in possesso il Reis, che però ha bisogno come minimo di un golletto in tempi ragionevoli per tornare a coltivare qualche speranza di recupero. Ormai siamo a metà secondo tempo, sempre sotto di 4, la squadra in possesso palla. Danieli, Aslani, subito addosso Milic, regola del vantaggio, ancora Aslani, supera di slancio Ciarmatore, vede la partenza di Galvano, tocco all'indietro Di Biagio, controllo, Messina, miracolo. La grande parata di Marcello Messina. Certo che se non si segna neanche da lì diventa complicato. Bravissimo nel controllo Di Biagio, poi ipnotizzato dalla presenza fisica di Messina. Adesso attenzione a Di Biagio, che da lì può cercare la porta, vuole la potenza, Messina stringe i pugni, li mette verso l'alto e fa impennare questo pallone. E adesso calcio d'angolo, a genuflessione di Milic. Adesso Di Donato, serie di finte, riesce a gestire nonostante il raddoppio avversario. Mustacchi, proprio Di Donato si defila. Pallone all'indietro, Mustacchi, traversa clamorosa. 1-2 giocato a grande velocità e con precisione. Grazie intanto Eleonora che mi ha già portato le liste della prossima partita. Semifinale Brada Impex, Pizzeria da Modesto. A seguire, ricordiamo, qui sul campo 1. Sì, perso un po' troppo tempo qui Reis Caffè, che poteva diminuire un po' lo scarto, invece adesso si deve guardare da questo tiro che finisce però in rete e allora certifica molto probabilmente la qualificazione alla finalissima di Excalibur. Questo gol di Ciarmatore ancora a destro, prima scavetto elegantissimo, a destra è andato di potenza, niente da fare per Bernobic, palla all'angolo, 19esimo, 6-1 Excalibur. Accelera, palla al piede, trova Marussi che va a puntare Mustacchi, primo passo velocissimo, Zolia si ferma, Marussi dimentica il pallone, Milic lo recupera, adesso manca un po' anche di energia mentale al Reis, contropiede di Donato, Ciarmatore, sinistro, contropiede a 3 tocchi e uomo messo davanti al portiere avversario, stavolta impreciso ma comunque per poco, Giulio Ciarmatore, autore di una doppietta che vale l'allungo probabilmente decisivo per Excalibur verso la finalissima di questa Crazy League. Ed Excalibur si conferma formazione molto ma molto solida, difficile da perforare anche grazie ad un grandissimo Marcello Messina. Adesso Mandorino vuole provarci lui da fuori, Messina ancora presente anche a punteggio abbondantemente acquisito. Importante anche questo, la presenza, la sicurezza di un ottimo portiere. Anche Bernobic lo è, ma insomma oggi veramente orizzontale per Royaz che può provarci. Il controllo sembrava far presagire un tiro, cerca comunque di passare. Mandorino cerca lui il destro, pugni chiusi per Messina e arriva adesso il fischio dell'arbitro, praticamente senza recupero questa ripresa. Termina così la prima semifinale di questa Crazy League 2014, la porta a casa con ampio margine Excalibur che va sotto subito nel primo tempo per il gol di Marussi del Reis Caffè, ma poi si scatena con Milic, 2 volte Di Donato, Zolia e 2 volte Ciarmatore. Prima finalista Crazy League allora Excalibur, sta entrando adesso sul campo 1 la Pizzeria da Modesto, sarà raggiunta tra pochissimo da Brada Impex e quindi tra pochi minuti la seconda semifinale Crazy League di questa serata.